In questo video voglio spiegarti un esercizio molto potente che andrà a rilassare il tuo sistema nervoso e la tua cervicale in veramente pochi minuti. È un esercizio che quando l'ho fatto la prima volta mi ha sorpreso dalla sua efficacia e soprattutto mi ha sorpreso il fatto che nessuno mi aveva detto nulla di ciò. È un esercizio che va a stimolare il tuo nervo vago, in particolare il nervo vago è un nervo che va a amministrare, va a ordinare al corpo di rilassarsi. Il nervo vago parte dalla parte della cervicale, quindi i nervi craniali. Come facciamo a stimolare questo nervo? Lo faremo attraverso l'uso dei nostri occhi. Ti spiego tra un attimo di cosa si tratta. Prima di iniziare con l'esercizio fammi presentare, io sono Alessio Veneziano, sono un fisioterapista olistico, ho fondato venezianotherapy.com che è un canale YouTube ma anche la mia attività. Il mio lavoro è quello di usare questi esercizi, insegnare questi esercizi a tutte quelle persone che soffrono di dolori cronici, tra cui quello cervicale, fibromialgia, dolore lombare, esercizi in particolare psicologici per rilassare il tuo sistema nervoso. Andiamo direttamente all'esercizio adesso. L'esercizio si fa in questo modo, incrociando le dita in questo modo, lo si fa sdraiati, ma in questo momento io lo farò da seduto per fartelo vedere all'inizio. Non ti preoccupare, adesso non lo devi fare mentre che lo faccio io, te lo faccio vedere una volta e poi lo facciamo assieme. Lo farò in questo modo, mani in questo modo, ok? Dietro la nuca, ovviamente lo faremo sdraiati, pancia in su. Quando saremo a pancia in su, ci metteremo così senza cuscino. L'unica cosa che dovremo fare è guardare a destra per 60 secondi senza muovere il nostro naso. Quindi guarderai il soffitto ovviamente quando saremo sdraiati. A destra per 60 secondi, ritorniamo in posizione neutra e a sinistra per 60 secondi. Ora, è una cosa molto semplice, so che potrebbe essere dire ma come fa a funzionare questa cosa? L'uso dei nostri occhi, gli occhi fanno parte del nostro sistema nervoso centrale e sono collegati direttamente al nostro cervello, ok? Quindi gli occhi sono un'estensione del nostro cervello. Ma non ti preoccupare adesso sul perché e per come questa cosa funziona. L'importante è che la provi e poi traiamo le conclusioni alla fine. Andiamo avanti. Prima di fare l'esercizio, adesso che ti ho spiegato, faremo un test di tensione del collo. Ovviamente facciamo prima il test, poi l'esercizio e rifacciamo un test per capire se ha funzionato. Ok? Voi ok in questo momento? Lo faremo assieme questo test. Sei seduto, pancia, petto dritto, schiena dritta, ok? A questo punto vado a vedere come la torsione sulla sinistra la sento fino alla fine. Nota la tensione che hai lì fino alla fine. Andiamo a destra lento lento, nota anche quella tensione. Probabilmente a sinistra e a destra noterai differenze. Nota semplicemente quali sono le differenze, se a destra si è andato di più o se a sinistra si è andato di più, qual è la tensione, dove è la tensione. Prova anche andando su e andando giù, nota la tensione, spalla destra, laterale, quindi flessione laterale, flessione sinistra, ok? Nota semplicemente qual è la tensione. Ora faremo l'esercizio assieme, quindi cosa facciamo? Ci sdraiamo, pancia in su, mani dietro, ok? Rilassato col petto, rilassato con la pancia. Adesso guardiamo il soffitto col naso, ovviamente, naso sempre lì, e a questo punto vado a trovare un punto del soffitto, un punto del muro, in questo caso, nel mio caso, destro. Sto qui con gli occhi in quel punto che ho deciso per 60 secondi, io conterò per te, continua. Nota ogni sensazione sul tuo corpo, siamo a 30 secondi, non muovere il naso, lascialo sempre puntare verso il soffitto, rimani e fissa un obiettivo sulla destra, un punto. Ok, adesso chiudi gli occhi, fai un respiro profondo col naso e lascia dalla bocca. Riapri gli occhi e andiamo sulla sinistra. Siamo qui 60 secondi, siamo a 30.
50 e 60. Ora fai un respiro profondo, chiudi gli occhi e rilascia dalla bocca. Adesso, a tuo tempo, ritorniamo in posizione seduta. È normale se ti senti un po' scombussolato, ok? Una cosa che non ti ho detto è che se usi gli occhiali, togli gli occhiali. Se non li hai tolti, rifai l'esercizio. È normale se ti senti un po' di nausea, un po' scombussolato, ok? A questo punto ritestiamo la torsione e nota se in queste direzioni qui è cambiato qualcosa. Nel mio caso è cambiato molto, mi sento molto più rilassato col collo. Questo esercizio è un esercizio che puoi fare ogni giorno quando ti senti in particolare in tensione, ok? Quando ti senti stressato, che hai accumulato molta tensione sulla parte del collo. Ovviamente questo è un esercizio che dà beneficio nel breve termine, è un esercizio che però ti dà un sollievo per diverse ore. Può capitare che magari domani o dopodomani risenti tensione. Non ti servirà assolutamente nessuno strumento per fare questo, come hai visto, non ti servirà un massaggio, non ti servirà fare stretching, ok? Questo ti fa capire che il tuo sistema nervoso è molto responsabile di quello che accade nel tuo corpo, nei tuoi muscoli, ma è molto importante quindi anche come pensi, come usi il tuo cervello, come usi la tua mente. Ecco perché voglio farti andare a vedere un altro video che ho preparato per te, proprio qua, e fammi sapere nei commenti come ti sei trovato. Se ti sei trovato bene, ti è stato di aiuto, dammi un mi piace, iscriviti a questo canale e supporta questo canale in questo modo per dare modo a molte persone di usufruire di questi esercizi, ok? Per adesso è tutto, ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video.